In Commissione Sanità all'Assemblea regionale, l'assessore Ruggero Razza ha annunciato la proroga dei contratti precari Covid entro la metà del mese. I dettagli, Giuliana Miccichè. Nell'ambito della tanto invocata stabilizzazione dei sanitari precari assunti in occasione dell'emergenza Covid, è in fase di valutazione da parte dell'assessorato regionale alla salute la legge di bilancio approvata a dicembre dal governo Draghi, che consente di posticipare sino a fine 2022 i contratti dei medici specializzandi in presenza di posti vuoti nelle piante organiche e di assumere a tempo indeterminato medici, infermieri e operatori sociosanitari che siano stati reclutati con selezione pubblica e abbiano maturato almeno 18 mesi di servizio, 6 dei quali tra gennaio e giugno del 2020. Solo per loro esiste uno spiraglio, ma si tratta solo di una parte minoritaria dei 6.000 sanitari assunti per l'emergenza Covid, alcuni con contratti co-co-co, altri con rapporti libero-professionali. Il vero nodo sono i 2.500 amministrativi, ingegneri, informatici che lavorano negli hub, negli ospedali, nei servizi territoriali. Per loro non esiste alcuna norma di salvaguardia. E rischiano di essere smantellate anche le strutture commissariali di Palermo, Messina e Catania. Anche il mio contratto è in scadenza, conferma il commissario Covid di Messina, Alberto Firenze. Nel frattempo la deputata regionale della Lega, Marianna Caronia, annuncia che è prossima la proroga degli attuali contratti in scadenza il 31 marzo per il personale medico, sanitario e amministrativo. In Commissione Sanità all'Assemblea regionale, rispondendo a una specifica sollecitazione da parte della stessa Caronia, l'assessore Ruggero Razza ha affermato che entro la metà del mese, previo un nuovo confronto con la Commissione e sulla base delle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni, la Giunta regionale adotterà un provvedimento per la proroga dei contratti, finalizzata a conseguire le attività di prevenzione e contrasto al Covid, ed in particolare le attività di tracciamento dei positivi, lo screening tramite tamponi, la somministrazione dei vaccini e il funzionamento delle USCA. Adesso sono 7.049 i nuovi casi di Covid in Sicilia a fronte di 39.611 tamponi processati. Il tasso di positività è al 17,8%. La regione è al primo posto per nuovi contagi giornalieri in Italia. Gli attuali positivi sono 226.472 con un incremento di 3.136 casi. I guariti sono 4.489. Le vittime sono state 35 per un totale dei decessi a 9.655. Negli ospedali i ricoverati ordinari sono 959, 28 in meno, e quelli in terapia intensiva sono 63, 2 in meno. Ecco la distribuzione dei nuovi contagiati tra le province. Palermo 1710, Catania 1075, Messina 1047, Siracusa 718, Trapani 814, Ragusa 643, Caltanissetta 399, Agrigento 1078 ed Enna 176.